Dico a te, fratel carissimo, che se vuoi seguir l'arte dell'alchimia et in quella operare, non bisogna che più segui le opere di Geber, né di Raimondo, né di Arnaldo o di altri filosofi, perché non hanno detto verità alcuna nei libri loro, se non con figure ed enigmati, con sincopi. Non fa certo giri di parole Isabella Cortese, rarissimo caso di alchimista donna, di cui quasi nulla sappiamo, se non che fosse geniale, curiosa e dotata di un buon senso tutto femminile. La conosciamo attraverso i suoi Secreti, pubblicato in 12 edizioni fra il 1561 e il 1677. Cosa sono dunque? Lo dice il titolo stesso. Secreti nei quali si contendono cose minerali, medicinali e alchemiche e molte dell'arte profumatoria, appartenenti ad ogni gran signore. Un meraviglioso manuale di cosmesi per dame con suggerimenti di ogni tipo, dall'acqua che fa la faccia bianca, assottiglia la pelle e leva le rughe, a quella che fa la faccia rossa e lustra e l'attempata e fa parer giovani, dalle tinture per capelli di ogni colore alla polvere di cipri, insomma un'infinità di trucchi di bellezza, dove l'alchimia diviene cosmesi al confine del moderno. Poi ecco comparire i profumi, anzi gli oli essenziali di gelsomino, canfora, rosa, lavanda, garofani. Davanti allo specchio, tutte le dame di ogni età dovrebbero elevare il proprio pensiero a Isabella Cortese, perché in tutta la cosmesi moderna c'è un po' della sua alchimia e del suo amore per le donne.